Quest'ultima decade Natale ti dato uno saluto cordiale. Ma Samutta però pare come te una calarina visciosa che a salvolta sa. Sta quieta, a altra volta sì che vuoi. Dai te dipende, dai te vuole dipendere. O non dipende da nulla, è come un vento che cambia da un minuto a l'altro. Ma da nulla non penso, questa serenità di uno può battere sa muttaona. Se uno non è di muttaona, va sempre qualche cosa che le sta andando a traverso. E questo può essere mancare da una die prima, o su notte prima, o 2 giorni prima, o un periodo puro. Un periodo che passa da chi non è secondo Salbudeas che deve dire che non fa che su che queria fare, che non arriva da su che queria arrivare, e tanto si è captato un periodo di crisi. E questa crisi li potremmo andare mutta, li rimonare ciò che li rimonare, ma tanto queste somine in tutte le cose che fa che in sa vita. Bisogna saldire che la fa in mezzo con più spago travaglio e saldire che la fa peso travagliando per più. Però che Antonio Guveddu, in quella terzina famosa che ha risposto a Pedro Caso, narra da un certo punto 3 versos cantesi in s'allegria e in sa pena e in su mio proprio dolore con più restro bello e più il vena. Dunque si può combinare che essendo un poeta addolorito per narrare, potrà fare una gara fino a mezzo de canto e scontento. Senz'altro, il gusto bigreo, noi siamo in contraddizione con ciò che ha ponato in Sara. Caso fatto dell'andare una cosa attraverso non può essere questo, è una entrevero che l'ha fatto leare un attimo. Su dolore voi la rassegnazione di una morte, di un dolore. Paolo Mossa, per esempio, ha fatto sa cantone di Ardemala, sa poesia, pensando a Samuzeri, poi di Parizaldes, che sta nato a Sainza in Soro, che veniva, se l'ha leata con sa spianta, con sa luna e tutto. E forse è una delle poesie più belle che ha fatto Paolo Mossa, e cantando in morte di Cisella.